Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi è un grandissimo giorno per tutti gli spiriti liberi, per tutti gli uomini liberi, direi per tutti gli uomini nel senso pieno e profondo del termine, per tutti coloro che sono dotati di umanità. Sì, perché oggi è morto Yahya Sinwar, da tempo il capo militare di Hamas, anche il capo politico da quando Israele aveva eliminato il suo predecessore Haniyeh colpendolo mentre si trovava a Teheran. E oggi è stata la volta forse del più sanguinario, del più ferocemente antisemita, del più criminale tra i criminali, e cioè Yahya Sinwar, perché durante uno scontro a fuoco che sembrava, tra molte virgolette, di routine per quanta routine può esserci nel macello della guerra, non era un'operazione speciale, non era segnalato nessun obiettivo sensibile, ma i soldati israeliani, nei 3 cadaveri in cui si sono imbattuti, hanno riconosciuto le fattezze del capo di Hamas. Sono poi state fatte tutte le verifiche del caso, DNA compreso, e da poco c'è l'ufficialità. È effettivamente morto il capo di Hamas, la mente organizzativa del macello del 7 ottobre, del pogrom del 7 ottobre. E quindi la prima cosa che ci viene da dire è apparentemente semplice e banale, perché aveva ragione Winston Churchill: quando le convulsioni della storia arrivano al massimo, quando sei di fronte a scelte ultimative, l'alternativa è molto semplice, cioè non, decade il mito della complessità e chiaro i termini morali anzitutto della questione. Bene, in questo caso e anzitutto dedichiamo la morte di questo criminale 1200 morti israeliani del 7 ottobre, alle sue 1200 vittime, ai bambini decapitati, alle donne seviziate, barbaramente uccise, alle famiglie legate tra loro e a cui è stato dato fuoco, a tutti i civili torturati su cui gli sgherri di Sinwar hanno infierito, a tutti coloro che sono stati portati nelle viscere di Gaza purtroppo. Oggi la morte di questo criminale la dedichiamo anzitutto a ogni persona, non a quei 1200 in generale, ma a ognuno di loro, a quel volto, a quel corpo straziato, a quella storia interrotta, a quel crimine commesso. E quindi anzitutto per loro. E poi però ci viene da dire anche grazie Israele. Perché grazie Israele? Perché, come ricordava Oriana Fallaci, Israele combatte anche per noi. Lei diceva in una sua famosa provocazione: io sono sionista, diceva lei, anzitutto perché sono una donna libera, europea, e perché voglio rimanere tale. Allora Sinwar, che era il capo di questa banda di tagliagole nazi islamici, era uno dei referenti della piovra del terrore islamista, guidata dagli ayatollah di Teheran, eterodiretta dagli ayatollah di Teheran, che hanno nel loro scopo non solo la cancellazione dello Stato degli ebrei dal mappamondo, ma la jihad permanente, la jihad esportata, l'apocalisse islamista. È un out-out per loro, la loro è una guerra santa appunto alla nostra civiltà anzitutto, perché è la civiltà della libertà, del diritto, della parità tra uomo e donna, della dignità intrinseca di ogni persona, perché insomma siamo infedeli. Loro combattono Israele perché combattono culturalmente anzitutto la civiltà occidentale. E quindi oggi Israele ha eliminato un nostro nemico, un nemico di tutte le persone che danno un senso concreto, fattivo, pratico alla parola libertà. E quindi, oltre a viva Israele, pensando alle vittime di questo barbaro assassino che per fortuna non c'è più, diciamo anche grazie a Israele, perché nonostante il fatto che soprattutto in Europa tendiamo a non riconoscere il fatto che Israele sia la nostra prima trincea, anzi lo sbertucciamo, lo critichiamo, lo disconosciamo, oggi ha fatto un favore a tutti noi, a tutti gli uomini liberi. E allora viva